Allora siamo qui con Maria, che noi chiameremo convenzionalmente Maria, ovviamente non è il suo vero nome. Siamo usciti un attimo dal tabacchino anche perché c'era confusione. Ma tu hai figli? Sì, 2. 2 figli. Cioè, adesso sono le 10 del mattino e tu eri già qui al tabacchino da un po'. Sì, dalle 9 più o meno. Cioè, cosa hai fatto? Hai accompagnato i tuoi figli a scuola e poi... Esatto, sì. Accompagno i bambini e poi vengo qua. Ma è un appuntamento fisso, cioè vieni sempre? Sì, più o meno 3 volte al giorno. 3 volte al giorno? Sì, la mattina, al pranzo quando li vado a prendere e poi la sera. Ma tu riesci a vincere ogni tanto? Sei riuscita a fare qualche vincita alle macchinette? Sì, qualcuna sì. Certo, sono più quelli che spendo, comunque... Perché continuare a giocare se sei consapevole del fatto che si perde sicuro, matematico? È un vizio, diciamo, ormai. È un po' come quando inizi a fumare, dici non prenderò mai il vizio e poi alla fine diventa la speranza, un po' la disperazione. Ma perché giochi? Per vincere. Ma sai che non si vince e invece mi dici per vincere. Ma qualcuno vince. Quanto ti avanza alla fine del mese? Non mi avanza. Non ti avanza perché hai le spese di casa. No, diciamo che la maggior parte sono quelli che gioco. Ah, la maggior parte sono quelli che giochi. E tuo marito non è a conoscenza di questa cosa? No, mio marito no. Anche perché abbiamo conti separati, quindi ognuno gestisce il suo e quindi non sa esattamente quello che io spendo. Allora, Maria mi ha raccontato che addirittura è arrivata a vendersi la macchina. Però vendersi la macchina, Maria, significa che le perdite sono state veramente grosse. Come l'hai nascosta a tuo marito? Con la scusa che non serviva, doppio bollo e spese così e basta. Ah, tutto qua? Meno male che tuo marito è uno che fa poche domande, insomma. Sì, per quello sì. Come lo vedi il futuro? In che senso? Cioè, la macchina l'hai venduta, prima o poi i tuoi bambini cresceranno e si accorgeranno che a volte non vai al lavoro e sei qui dalla mattina. Cosa vedi nel tuo futuro? Non te lo so dire. Come mai non ti rivolgi a qualcuno che ti aiuti? Ma perché non la vedo così tragica. Cioè, alla fine il giocatore non vede il problema come un problema, cioè lo vedono gli altri dall'esterno. Tu pensi sempre di non avere il problema, come chi fuma dice che non è un problema, chi si droga dice che non è un problema, finché non arrivi poi al limite. Ancora non ci sono proprio arrivata, speriamo di non arrivarci. Speriamo non ci arrivi mai. Per ora è tutto. Parliamo con una psicologa che forse ci può far capire meglio. Il gioco d'azzardo patologico è un problema che comporta una progressiva perdita del controllo e che inevitabilmente finisce per togliere tempo alla quotidianità, creando problemi secondari gravi. Le manifestazioni principali sono che il giocatore è eccessivamente coinvolto nell'esperienza del gioco e passa il suo tempo a pianificare la prossima impresa e a rivivere le imprese di gioco. Il giocatore ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato. È caratteristico che il giocatore abbia tentato di controllare, ridurre o interrompere il gioco d'azzardo, ma senza successo, ed è irrequieto o irritabile quando tenta di sospendere il gioco. Il giocatore gioca d'azzardo per sfuggire ai problemi o per alleviare sentimenti di ansia o tensione. Ecco, chi in questo momento da casa sottovaluta il problema probabilmente sbaglia. Perché se questa tendenza è così diffusa è perché questo tipo di gioco è studiato in modo perfetto per accattivare chiunque e di qualunque età. E infatti sempre più persone cadono nella trappola, una trappola ben orchestrata. È un gioco che ti coinvolge a giocare, anche perché la macchina è studiata in modo da accattivare il giocatore sempre più. Cioè, nel senso che anche le bananine, le stelline, le cose che escono fuori non sono fatte così a caso, sono proprio studiate e hanno dei colori particolari che accattivano il cliente. Il giocatore che gioca per la prima volta e ha la sfortuna e non la fortuna di vincere, Poi continui. è fregato per un sacco di tempo, finché non si rende conto che nel lungo periodo ha perso un po' di quattrini. A spider web is tangled up with me. Io ho visto gente giocare il giorno di Natale allo stipendio della 13ª e mettersi a piangere, ho visto mogli venire a cercare i mariti perché si stanno dilapidando lo stipendio, ho visto i figli prendere per l'orecchio il padre perché stanno riducendo lo stipendio. Sì, io magari arrivano a 40 anni, da quando iniziano a giocare
si distruggano tutto quello che hanno conservato e si hanno accumulato fino ad adesso. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. È già una trappola perfetta, ma orchestrata da chi? Proprio in quel momento sentiamo un rumore di monete, qualcuno ha vinto, una nuova vittima, a cui la macchina ha dato il contentino che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si riprenderà con gli interessi. Le consigliamo allora di prendere la vincita e andare a godersela. E sembra che ci stia dando ascolto. Oh, brava, ha capito tutto. No, invece no, ci siamo sbagliati. Se la sta rigiocando. Ma quando il gioco d'azzardo diventa una patologia? Non gioco più, me ne vado. Non gioco Beh, a distinguere un semplice avventore da un giocatore assiduo sono diversi atteggiamenti. Chi soffre di questa dipendenza è di solito agitato, specie se non vince. Si alza spesso per bere e fumare e gioca da solo e lontano dagli altri, per cui il gioco non è neanche più una scusa per trascorrere un pomeriggio con gli amici dopo il lavoro. Ma veramente? E con i bambini? Si devono andare a prendere i bambini a scuola? Esatto, è andata, è tornata e la lasciati qua. Ma non ci credo. E fino a che ora stanno a giocare dalla mattina? Spesso mi capita che quando faccio la chiusura devo invitarli più volte ad uscire e loro si assicurano, o altrimenti gli spengo le macchine, questa è la minaccia. Quindi stanno qui finché non me ne vado anche io, perché se vogliono assicurarsi che loro siano gli ultimi a giocare in quella macchinetta e l'indomani mattina all'apertura li troviamo qua. Ah, l'indomani mattina tornano perché... Alle 6:30, 7:15 li troviamo qua fuori che aspettano che apriamo il bar, perché ovviamente vogliono riprendere a giocare se la notte prima ovviamente la macchinetta non ha pagato. Cioè, ma la gente a casa che non frequenta i bar forse non lo sa, ma voi mi state descrivendo una vera piaga sociale. Io non lo sapevo, prima appunto di lavorare in un bar neanch'io sapevo queste cose. Sì, io ho visto persone giocarsi in mezza pensione o lo stipendio, poi non aver, magari consumano un caffè a volte e mi dicono anche guarda i soldi li ho giocati, te li porto, l'euro del caffè te lo porto. non gioco più, me ne vado, non gioco più. Chi ci guadagna veramente da questa cosa qua è lo Stato. Lo Stato prende più del 75% di ingressi, del 75% degli introiti dalle slot. Ma davvero? Se voi vi ricordate un po' di anni fa c'era su Striscia Notista il caso, il dramma delle slot machine locali, no? Allora cosa è successo? Sì, ci sono le macchinette, le famiglie si stanno rovinando. Alla fine cosa hanno fatto? Come al solito hanno detto, questi qua stanno facendo i soldi e noi no da questa cosa. Per vigilare, allora hanno creato una struttura, li hanno messe tutte in rete e alla fine chi ci ha guadagnato è veramente lo Stato. Noi guadagniamo veramente pochissimo, mi converrebbe molto di più che quei soldi li spendessero la città. È già, sempre più una piaga sociale. È un danno per i baristi. Ma torniamo indietro, orchestrata da chi? Come probabilmente molti di voi sapevano, i gestori guadagnano veramente poco dalle macchinette. Tutto il guadagno, dicono, vada allo Stato, che continua a pubblicizzare ed inventare nuovi giochi, nuove lotterie, nuovi gratta-gratta. E la malattia del gioco aumenta. Addirittura abbiamo saputo che pur di vincere, alcuni cinesi avevano installato un particolare software in un normale telefono cellulare che, messo vicino alle macchinette, le mandava in tilt e queste pagavano. E i cinesi vincevano, almeno, fino a che il gestore si è accorto della cosa e ha denunciato ai carabinieri che gli hanno sequestrato i cellulari. Ma i bar non erano un ritrovo per bere e fare una chiacchierata con gli amici? Il giocatore di Giochi di Brutto dice 3 cose. Allora, è tutta una truffa. Si incazza di brutto perché ovviamente è già stressato dalla perdita. Siccome la macchina non ha pagato e lui pensa che siccome ha messo un sacco di soldi la macchina deve entrare in bonus, allora secondo me ti chiamo la finanza. Questa macchina un truffatore, questa macchina è una truffa. Guarda, ti giuro, se tu vai a chiedere, queste qui sono le frasi tipiche di tutti. Le dicono sempre. A un certo punto cosa succede? Allora, è tutto in base allo stress del giocatore e a quanto gioca il giocatore.
a un certo punto il giocatore conosce benissimo la macchina, poi sa benissimo se la macchina è in pagamento oppure no. E quindi cosa succede? Nel momento in cui non paga, che vede veramente stressato, inizia il colloquio Con la sì, macchina. Con la macchina. Sì, e inizia l'insulto alla macchina.